Ho sentito il dovere di dare un aiuto a loro, di fare qualcosa, perché penso che tutti dobbiamo aiutarci, non dobbiamo aspettare che sia qualcun altro a mettersi al posto nostro. Marco Santacaterina, 24enne di Marano Vicentino, spiega così come le immagini drammatiche dell'alluvione in Emilia lo abbiano spinto a voler dare il suo contributo in modo assolutamente generoso e spontaneo. Per questo aveva chiesto un permesso alla pizzeria dove lavorava come fattorino. Non sono iscritto a nessuna organizzazione, quindi ho dovuto prendere l'iniziativa da solo, cercare nei canali multimediali, Telegram, WhatsApp, e da lì mi sono mosso con mia sorella. Un gesto che il suo datore di lavoro non ha gradito. La sua risposta è stata chiara, che non avrei continuato a lavorare con loro, e comunque sia questo mi ha dato ancora più forza e determinazione di andare in Emilia-Romagna ad aiutare. Dove sei stato e quanto tempo e cosa hai fatto? Io sono stato a Cesena, in via Roversone. Tante cose impresse nella mente e penso che mai le dimenticherò. Le più significative sono gli album fotografici, le diapositive tra il fango, quindi i ricordi di famiglia, e lì che ho capito veramente che era il posto giusto dove stare, aiutare gli altri a almeno avere un nuovo inizio. Il suo gesto però non è passato inosservato, la sua storia ha ottenuto la ribalta nazionale dei media, molti si sono già prodigati per fargli ottenere un nuovo lavoro, un clamore assolutamente inaspettato per uno studente di ingegneria informatica che è tutt'altro che un cacciatore di like facili sui social. Sì, sono sconvolto, spiazzato, basito, non mi aspettavo tutto questo, infatti da una persona che sta nel suo tutto questo fa paura, ma è un segno per tutti i giovani, un segno di rivoluzione, cambiare le proprie abitudini e aiutare il prossimo.